Sono Milena Mastino, rappresento qui il CEAS Molentargius che si occupa di sostenibilità ambientale, informazione e divulgazione. È attivo nel Parco regionale di Molentargius a Cagliari, ha sede proprio nell'edificio Saliscelti. Allora, la possibilità che si disegna il CEAS è soprattutto di avere a che fare con l'educazione ambientale dei bambini, quindi nelle varietà scolari dalla materna alle superiori, con dei laboratori sia di manualità, quindi legati anche ai fenicotteri o all'avifauna presente, e con delle visite guidate. Questa è una parte dell'attività che coinvolge gli operatori del centro e che permette una fruizione sostenibile del parco e un'educazione ambientale partendo appunto dall'educazione dei più piccoli. Altre offerte del parco sono appunto una fruizione individuale, che può essere visite guidate soprattutto in occasione della nidificazione dei fenicotteri, che può essere vista da varie postazioni strategiche, e poi praticamente c'è tutta una serie di divulgazione scientifica con eventi cadenzati che fanno parte sia di reti internazionali e non, come degli eventi come Zoomate o eventi legati anche alle zone umide, proprio perché Molentargius, essendo inserito nella convenzione di Ramsar, ha ricchezza di avifauna e di biodiversità, e quindi come anche zona protetta il CEAS e quindi l'amministrazione del parco ha l'esigenza e la necessità di divulgare le buone pratiche di fruizione, ma anche informare i cittadini e chiunque abiti il circondario o le zone limitrofe. Sì. Le attività per i bambini vengono svolte all'interno della struttura o anche nelle scuole? No, nelle scuole no, perché il CEAS ha a disposizione nel suo interno tantissimi laboratori che possono essere sia delle vasche di diversi gradi di salinità, quindi riproducono le vasche del Molentargius con diversi gradi di salinità. Poi c'è il laboratorio del sale, quindi varie forme del sale, vari usi e utilizzi attuali e non. E poi c'è anche lo studio dell'artemia salina, che è il principale nutrimento dei fenicotteri. Ripeto, anche laboratori manuali di creazione con diversi materiali, ludico, didattici, eccetera. E poi si fanno delle escursioni, quindi delle visite guidate al parco, anche delle zone che sono solitamente interdetti ai più, come per esempio le vasche che sono chiuse perché sono del sistema filtro, e delle zone di nidificazione che devono essere per forza di cose ad accesso limitato per non disturbare i fenicotteri o le altre specie.